ovviamente le tariffe restano ancora oggi alte, non è possibile fare ragionamenti di riduzione della tariffa in questo momento perché abbiamo deciso di aprire la Pedemontana e di farla usufruire anche per abituare gli utenti alla sua esistenza, ovviamente far sapere che c'è. Non è possibile finché non sarà aperta tutta e non si vedranno i flussi di traffico complessivi capire se vi è la necessità, se vi è la possibilità di poter abbassare le tariffe. Gela le aspettative di amministratori e imprese l'assessore ai trasporti Elisa De Berti, che spiega come al momento la proposta di ridurre i pedaggi sulla Pedemontana non possa essere concretizzata, questione di sostenibilità dell'opera, ma i sindaci non si danno ancora per vinti. Sicuramente ci adopereremo affinché si abbia un occhio di riguardo per chi si vede comunque falcidiare il territorio da una colata di cemento e di asfalto, ma attenzione, non sto dicendo che l'opera non andasse fatta, però magari una sorta di ristoro per i comuni interessati credo sia dovuta. Richieste comunque legittime, quelle dei primi cittadini, ammette De Berti, che fissa una soglia per il futuro quando l'intera opera sarà aperta. Sicuramente il numero della TGM giornaliero, che è il traffico giornaliero medio, è di 27.000 veicoli. Tutto ciò che passerà da Pedemontana al di sopra dei 27.000 veicoli e quindi gli introiti maggiori potranno essere utilizzati per fare delle promozioni o comunque per individuare dei criteri per abbassare la tariffa. E resta fiducioso il sindaco di Montebelluna, attualmente comune capolinea. Io mi auguro che quando sarà collegata la Pedemontana con la 27 un aumento del flusso, soprattutto per quanto riguarda il flusso commerciale, potrà poi riverberarsi in una riduzione di tariffa. Altro capitolo, quello delle opere compensative, è tornato alla ribalta dopo la diffida inviata dal comune di San Zenone alla regione perché venga convocata almeno una conferenza di servizi. Qui De Berti aggiunge un altro elemento sul perché non ci siano risorse per tutti gli interventi. La Pedemontana è stata realizzata per oltre circa il 60% in trincea, questo ovviamente ha assorbito tutte quelle risorse che potevano essere messe a disposizione delle opere compensative, ma è stata una decisione credo anche legittima da parte del territorio.